Allarme profughi, tra nuove tragedie, altre 40 morti come cristiani gettati in mare e polemiche per la loro accoglienza. Arrivano alla spicciolata in serata, 25 nel Trevigiano, 21 nel Veneziano, 20 nel Padovano, 3 nel Rodigino. Il problema è sempre lo stesso, trovare loro un luogo che li accolga. In prima linea ancora una volta i sindaci che però non ci stanno e lunedì al prefetto di Venezia, coordinatore in materia che li ha convocati, andranno a ripetere attraverso lo stesso ANCI Veneto quanto già detto da tempo. E continuiamo a ribadire che non ci sono immobili agibili, non ci sono risorse e c'è anche grande preoccupazione per le enormi altre emergenze che dobbiamo gestire. Il tema è sempre quello: quanto ancora andare avanti con l'emergenza, quanto chiedere ai sindaci però. Intanto però le voci si rincorrono sull'individuazione di siti e strutture. A far discutere, ma soprattutto arrabbiare i sindaci, l'individuazione nei comuni di Trivigiani, di Susegana e San Biagio di Callalta di un'area di una cinquantina di metri quadri dove far sorgere del tendopoli. Immediata la reazione del sindaco di San Biagio. Sono molto arrabbiato perché mi sembra che qui si stiano trovando delle ipotesi o delle soluzioni sulla testa di tutti senza condividerle e imponendole. Siti individuati dal demanio senza sapere quale criterio sia stato adottato, spiega il sindaco che rincara. Io dico no alla tendopoli perché non è la soluzione dignitosa per l'essere umano. Dello stesso avviso anche i residenti della zona che temono disagi e sono preoccupati. Ma non la vedo una soluzione adatta per aiutare queste persone. Se nel Trevigiano sono sul piede di guerra non è da meno il veneziano, a Trivignano l'ipotesi di accogliere eventuali profughi a far arrabbiare i cittadini. È una cosa assurda, guardi, in centro città mettono sta roba qua, non lo so. Comunque, guardi, dobbiamo sempre subire noi. Da Jesoli invece la Croce Rossa attraverso il commissario Francesco Bosa ricorda che al momento non hanno spazi. Tra tanti no e porte che si chiudono davanti ai profughi c'è anche chi si mette a disposizione come il parroco di Ponzano che ha aperto la struttura a sua disposizione e sta già accogliendo i profughi. Quando ci si trova di fronte a un'emergenza sono obbligato dal Vangelo a fare il buon samaritano, visto che in qualche maniera ho la possibilità, abbiamo gli spazi, l'ambiente per poterlo fare. Una missione la sua legata indissolubilmente alla parola del Vangelo e su un'eventuale tendopoli è chiaro. Non sono campeggiatori, vengono dalla tribolazione e quindi se trovano un minimo di comfort io credo che sia doveroso da parte mia.